Il COD 272 cerca il sorpasso all'8° posto nei confronti della Pisana Calcio a 8 nel match che le vede contrapposte una di fronte all'altra, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio a 8. Tutto pronto per l'inizio della gara, il primo pallone sarà giocato dal COD 272 in maglia bianca che aggira da destra a sinistra dei vostri schermi. Si parte in questo momento col possesso della squadra di casa. Pallone per il numero 11 che va centralmente da un compagno, poi si fa vedere Fagioli, fermato subito da un avversario che ricomincia da dietro. Pisana che gira il suo primo pallone sulla destra ora dal numero 3, attaccato da Fagioli che chiude in fallo laterale. Laterale battuta all'indietro verso il portiere De Bernardo. Ancora pallone giocato centralmente verso il numero 6 che scambia con un compagno, poi il tentativo di conclusione ci ha provato da lontanissimo il numero 11 Laurato. La sua conclusione è terminata alta però sopra la traversa. Ancora un colpo di testa con la Pisana che rimane nella metà campo avversaria. Laurato prova ad andare via, chiuso bene però Bongura. Spalle alla porta, si gira bene il 92 che poi allarga sulla sinistra per l'11, scambiano i due, poi ottimo lo scambio di prima con Bongura che prova la conclusione a giro col destro, pallone alto sopra la traversa. Pallone sulla sinistra per la Pisana, giocato all'indietro. Poi si va a destra dal numero 3 che scarica ancora su De Bernardo. Ancora all'indietro. In verticale ora pallone che sfila e termina dall'altra parte del campo dove prova ad arrivarci a Massari senza successo però. Rimessa lunga ma pallone già riconquistato dalla Pisana che ora controlla nella metà campo avversaria con Laurato che va indietro da un compagno, poi il pallone in verticale ma c'è l'anticipo buono della difesa del COD, poi Bongura combatte e va via bene in mezzo a due avversari. Si può ricominciare da dietro con il pallone per il centrale del COD che va in verticale ma riconquista la sfera la Pisana. Attenzione al Laurato che prova ad andare via un avversario, poi è costretto a giocare all'indietro verso il numero 6. Se la cava la difesa del COD, siamo già dall'altra parte dove c'è Anello che combatte con un avversario e guadagna una buona rimessa laterale. Va con le mani il numero 10, tocca verso Mirko La Rosa, all'indietro ancora verso il 16 che verticalizza, si fa vedere Fagioli che riceve spalla alla porta, poi la possibilità di girarsi, pensa alla conclusione, la prova, tiro respinto in fallo laterale. Rimessa battuta verso il 16 che tocca con Bongura, lo scambio e poi la conclusione. C'è stato però un tocco sul tiro tentato da Locatelli e dunque calcio d'angolo in favore del COD, battuto verso il centro, pallone che passa, è andato vicino all'incontro col pallone Fagioli e probabilmente sarebbe stato anche l'incontro col gol dell'1-0 ma non ha trovato la sfera e allora nulla di fatto, si riprende dopo 4 minuti di gioco sul risultato di 0-0 tra COD 272 e Pisana Calcio a 8 con la squadra ospite in possesso della sfera col numero 6 che scambia con un compagno e poi allarga sulla sinistra. Si fa vedere qualcuno sull'out del sinistro, viene servito, si tratta di Laurato che prova ancora ad andare via a un avversario ma viene chiuso bene dal capitano della squadra di casa Mirko La Rosa. Rimessa con le mani, battuta proprio verso Laurato, pallone che passa, poi la riconquista la difesa del COD che riparte da dietro con La Rosa che gioca per il suo centrale.
in verticale, c'è un fallo ai danni di Fagioli. Non è d'accordo con la decisione dell'arbitro il numero 3 della squadra ospite. Ma si tratta di calcio di punizione battuto in questo momento. Bongura centralmente verso Locatelli che controlla, poi ancora il tocco in verticale, fa buona guardia sempre il numero 3 che poi tocca all'indietro verso Cervini che allarga sulla sinistra, centralmente si fa vedere e viene servito un compagno che apre il gioco, ma c'è l'ottimo anticipo da parte del numero 11 che poi va a imbeccare Fagioli in verticale. Fagioli verso Bongura, Bongura prova a girarsi, vince 2 rimpalli, l'ultimo tocco alla fine è il suo, il pallone termina oltre la linea laterale, sarà rimessa in gioco con le mani per la squadra ospite. Cervini all'indietro, poi il passaggio orizzontale, si può ricominciare da Di Bernardo che va verso un compagno, poi ancora Cervini centralmente, il playmaker del 6 tocca in verticale per un compagno, poi il 3 cambia gioco dall'altra parte dove mette giù bene un uomo che crossa e c'è l'intervento di La Rosa a sventare il pericolo, mette in corner Mirko La Rosa, sarà calcio d'angolo per la Pisana Calcio 8. Corner battuto all'indietro, attenzione, tentativo di tiro, ancora deviato, sarà nuovamente corner. Pallone dentro, il colpo di testa che termina alto. Ci ha provato il numero 2. Pallone alto sopra la traversa. Avanza, palla al piede Anello che va dall'altra parte verso Mirko La Rosa. Riceve ancora Anello che viene verso il centro del campo, poi verticalizza su Fagioli che prova a liberarsi di un avversario ma viene fermato. Allora ancora Pisana in possesso della sfera. Cervini in verticale per il numero 9 Meloni che scarica, poi si ricomincia da dietro. Azione ragionata, COD chiuso, partita equilibrata come ci aspettavamo. Laurato all'indietro, poi il lancio in avanti, fa buona guardia la difesa, la sponda col petto di Anello per Locatelli che prova a imbeccare Bongura con un pallone però fuori misura, nulla di fatto. Si riprende col possesso per la Pisana, l'intervento del 2, si gioca ancora però col pallone nell'area di rigore, interviene il portiere della squadra di casa Rossi che blocca Locatelli per Mirko La Rosa. Si fa vedere in mezzo al campo Anello che poi va da Fagioli, il tocco in verticale di Fagioli, non c'è nessuno però dei suoi a supporto, sarà rimessa, potrà rimettere dalla propria area di rigore il portiere come ha già fatto, e dunque le Pisane in possesso della sfera col numero 8 che va verso il centro, libera il sinistro, non l'ha toccata il portiere, il pallone è terminato sul fondo, non è intervenuto Rossi sul buon tentativo dalla distanza da parte di Ammassari. Dall'altra parte ancora anticipato Fagioli, poi prova a muoversi Meloni ma viene chiuso bene da un avversario, poi il fallo di Meloni che tornava su D'Astolfo che le aveva sottratto la sfera. Lanata gioca ora all'indietro, si ricomincia da Rossi che ha la possibilità di lanciare verso Bongura, anticipato di testa dall'intervento di un avversario, poi il lancio ancora,
fa buona guardia la difesa con Locatelli che alza la sfera verso Anello che gioca a terra con Fagioli, poi Bongura prova a mettere un po' d'ordine in mezzo al campo il COD ma perde la sfera, D'Astolfo la recupera, ricomincia la manovra da destra con La Rosa, poi ancora Bongura, va via bene un avversario defilato sulla destra, prova comunque una conclusione il numero 92 ma viene respinta. Scambiano, ricominciano da dietro i giocatori della Pisana che si riposizionano e provano a impostare la loro manovra offensiva col pallone ora per Meloni in mezzo alle maglie avversarie, prova ad andare via, vince anche un rimpallo ma non può molto in mezzo a 4 avversari il capitano della squadra ospite Giordano Meloni. La Rosa, lancio lunghissimo di Bernardo Ringrazia e rimette in gioco con le mani. Pallone ora sulla sinistra per il 16 che sventaglia la testa di Lanatà, poi Fagioli alla meglio su Meloni e ricomincia da Anello. Buono il giropalla a un tocco del COD. Poi Bongura scarica ancora su Locatelli, si va a vedere nuovamente il 92 che manca l'appoggio, che manca il controllo, scusate, ma c'è Anello pronto a ricominciare verso Locatelli che prova la botta, blocca di Bernardo, prima parata del numero 1 della squadra ospite. Ammassari cambia gioco dall'altra parte dove si fa vedere il numero 16 che poi perde la sfera sul ritorno di La Rosa che combatte ancora nei pressi della linea laterale del campo, ha commesso fallo però sull'iniziativa di Ferretti dalla sinistra. Ora Cervini all'indietro, ancora Cervini, avanza palla al piede, spazi chiusi però, si deve ricominciare, si va a larghi per Ferretti che tocca dentro ancora per Cervini, Bongura torna su di lui e lo costringe allo scarico. Meloni, tutto chiuso il COD. Giro palla della Pisana che cerca un varco per attaccare. Attenzione al pallone sulla sinistra con Laurato che prova ad andare via. Ferretti la tiene viva, può pensare a un traversone. Lo prova ora con l'esterno del piede sinistro. Meloni mette a terra, ricomincia da dietro. Manovra difficile per la Pisana che comunque sta girando bene il pallone all'altezza della propria metà campo, per poi cercare gli spazi in avanti. Anello ora interviene bene su un tentativo di cambio di gioco, Bongura non riesce a controllare bene la sfera, Locatelli, poi ancora Anello ma interviene ancora Laurato che riconquista il pallone, lo allarga sulla sinistra, giocato verso il centro poi per Cervini che va dentro per Ammassari, la grandissima risposta di Rossi. Ancora Ammassari, prova ad andare via un avversario ma viene fermato il numero 8, allora pallone allontanato dal COD che ora è chiuso nella propria metà campo. Sono passati 13 minuti di gioco qui alla Stella Azzurra, il risultato è ancora di 0-0 grazie anche a Rossi che poco fa con un grandissimo intervento ha negato ad Ammassari la gioia del gol. Ora Meloni scarica all'indietro verso un compagno, si ricomincia proprio da Meloni che viene a prendere il pallone bassissimo, ora gioca verso Laurato che allarga dall'altra parte, verticalizzazione verso Ammassari ma l'anticipo di D'Astolfo, si ricomincia da dietro ancora, pallone per il numero 3 della Pisana che trova centralmente Cervini per Ammassari, va via, poi torna sul mancino, allarga sulla sinistra dove c'è Ferretti che prova la botta col mancino, fuori, non di molto, sarà rimessa dal fondo, bene la Pisana, ora con il COD chiuso nella propria metà campo che non riesce a ripartire.
La Rosa scambia con Locatelli, ancora il capitano in possesso della sfera. Trova sulla sua verticale Anello che viene verso il centro del campo, bravissimo Anello che poi cerca Fagioli, pallone che non passa, se la cava in qualche modo la difesa della Pisana e poi Laurato fa ripartire i suoi, aprendo il gioco sulla sinistra dove c'è Ferretti che prova ad andare all'1 contro 1 con un avversario, poi cambia gioco Meloni, controlla e calcia col destro, diagonale che termina di poco sul fondo, Pisana ancora vicino al gol. Pallone largo ora. Fagioli scarica all'indietro. Locatelli. Anello tocca sulla sinistra per la Natà che in qualche modo riesce a far arrivare il pallone a Fagioli. Poi cerca l'1-2 Fagioli. Un presunto tocco di mano, almeno è quello che vorrebbero i giocatori del COD. Non sono d'accordo i due arbitri e allora si può continuare a giocare con la Pisana che è già nella metà campo avversaria. Laurato prova ad andare via, calcia col mancino, si oppone ancora Rossi, poi arriva Massari che calcia alto sopra la traversa. Meglio la Pisana in questo primo quarto d'ora di gioco. Rossi va a lungo con le mani, il colpo di testa, poi Ferretti ci mette nuovamente la testa, Locatelli, Anello, La Rosa, ancora Locatelli che sbaglia il tocco in verticale a cercare Bongura, Meloni attaccato da Stolfo, riesce a scaricare, combatte ancora Bongura ma Cervini prova a verticalizzare, ancora Cervini con un gioco pericoloso questa volta, calcio di punizione. Giocato all'indietro verso D'Astolfo, poi Locatelli verticalizza, c'è Fagioli che prova a girarsi, costretto ad andare da Bongura che poi tocca su Locatelli che alza il pallone, non imbeccando però nessun compagno, l'anticipo ora di D'Astolfo che subisce anche un fallo. Gioca Locatelli verso La Rosa che ha la possibilità di mettere giù la sfera. Ancora il numero 16, allarga sulla sinistra dove controlla la Natà che poi prova addirittura la botta col destro. Hanno qualcosa da ridirgli i suoi compagni per il tentativo dalla lunga distanza, un tentativo sicuramente velleitario, quello di Lanatà dopo 17 minuti di gioco che però testimonia come la metacampo avversaria scarseggino al momento le idee per il COD. Calcio d'angolo, ora conquistato dalla Pisana. Pallone indietro verso Cervini, attaccato da Fagioli che commette fallo, sarà calcio di punizione da buona posizione per la Pisana. Dispone la sua barriera Rossi con molta premura. La posizione può essere veramente favorevole. Meloni e Ferretti sul punto di battuta. XIX minuto alla Stella Azzurra.
Il tocco verso Ferretti che calcia e la sfera termina in rete. Il vantaggio della Pisana dopo 20 minuti di gioco. La sblocca su calcio piazzato Ferretti col mancino. Zero a 1 alla Stella Azzurra dopo 20 minuti di gioco, 20 minuti belli, intensi tra due squadre che hanno dimostrato di poter dar vita a un match equilibrato, ma che finora forse hanno avuto troppa paura di non prenderle più che di darle. Bongura, Locatelli avanza centralmente, poi trova Anello, ancora Bongura, bassissimo il numero 92 che va ora a prendere posizione al centro dell'area. Il tiro fatto partire da Locatelli. C'era comunque sulla traiettoria di Bernardo, ma brivido per la porta del numero 1 della Pisana. Pallone centrale rischiosissimo, allontana la difesa, in qualche modo ha rischiato tantissimo la Pisana con questo retropassaggio orizzontale all'interno della propria area di rigore. Rossi va a lungo a Massari. Poi Cervini la copre e favorisce l'arrivo di Ferretti sulla sinistra. Il numero 16 non ha molti sbocchi, decide allora di ricominciare con calma da Di Bernardo che alza la testa e va a rilanciare lungo. C'è per un attimo il tocco di Bongura, poi Meloni riesce ad arrivare prima di D'Astolfo e serve a Massari che prova a cambiare gioco, ancora D'Astolfo alla meglio, 2 volte. Poi la verticalizzazione verso Bongura che non ci mette il piede, la sfera termina sul fondo. Poteva essere una buona occasione, non l'ha proprio toccata probabilmente Bongura. E dunque rimessa dal fondo per la Pisana dopo 21 minuti di gioco, in vantaggio per 1-0 la Stella Azzurra sul COD 272, decide il gol di Ferretti. Ora il cambio di gioco verso Massari, bravo la Natà in copertura, mette in calcio d'angolo. Massari va col mancino sul secondo palo, il colpo di testa. Sfera che torna ancora sui piedi del numero 8, che prova a rimetterla dentro ma ha fermato il suo tentativo. Allora pallone che torna addirittura dalle parti di Di Bernardo che controlla e poi allontana, dove non c'è però nessuno. Lo incoraggiano comunque i compagni. Sarà rimessa con le mani per il COD 272 ad incaricarsi della battuta Mirko La Rosa, che va sulla sua verticale a cercare Bongura che controlla ma non riesce a servire nessun compagno. Allora Di Bernardo ricomincia ancora da dietro la Pisana col pallone a destra per il numero 3 che verticalizza verso Ammassari, ha un avversario di fronte. Allora cambia gioco ancora per un compagno, buono il giropalla della Pisana. Cervini trova in verticale Laurato che poi tocca su Meloni, pensa alla botta, prova il tiro ma viene respinto, va via la Natà che mette in movimento Fagioli, c'è spazio per il numero 8 in mezzo a 4 avversari, lo riescono a fermare, chiedeva troppo alle sue capacità che sono comunque tante. Fagioli in questa circostanza, ora Massari va via, mette questo raso terra verso il centro, non c'è nessuno, può controllare Rossi che poi rilancia subito verso Fagioli che col tacco prova una magia e va vicino al gol del pareggio per il COD 272. L'anticipo di D'Astolfo. Riparte da dietro la Pisana, Cervini scambia con un compagno, poi la verticalizzazione verso Ferretti che tocca Meloni di testa, ottimo lo scambio qui per Laurato che col diagonale non trova la porta. Bellissima azione della Pisana al 24esimo. Pallone in verticale, il colpo di testa del difensore della Pisana, poi Anello
va in verticale, non si muove con i tempi giusti Fagiolio e dunque nulla di fatto, si ricomincia con la Pisana in possesso della sfera, buono lo scambio con Ammassari che va via sulla destra, prova la botta, il palo colpito da Ammassari, poi pallone giocato all'indietro. Il pressing di Fagioli che costringe l'avversario all'errore, sarà fallo laterale, ma arriva qui il duplice fischio da parte del direttore di gara. Tutto pronto per l'inizio della ripresa qui alla Stella Azzurra tra Cod 272 e Pisana Calcio 8. Si riprenderà dall'1-0 per la Pisana, con cui si è concluso il primo tempo. Decide il gol di Ferretti su calcio di punizione. Il possesso ora è proprio per la squadra ospite, col pallone giocato in avanti dal numero 2. Fa buona guardia Anello sul lancio di Caciotti, che comunque chiede scusa al compagno. Poi Rossi va lunghissimo con le mani verso Bongura, che non riesce a metterla giù. Allora ancora Pisana in possesso della sfera col numero 14, neo entrato, che prova ad andare via. Viene atterrato Laurato. Sarà calcio di punizione per la Pisana. Battuta corta verso Cervini che ricomincia da dietro. Ancora di Bernardo, anche rischiando qualcosa, se la cava il numero 1 della Pisana. Pallone poi per Pace che gioca ancora all'indietro verso Caciotti, la verticalizzazione, buono il movimento verso il centro di Ammassari che prova col sinistro e trova un gol bellissimo, è il 2-0 della Pisana ed è una perla di Ammassari al secondo minuto della ripresa. Locatelli, ricomincia il COD che ha fatto vedere veramente poco quest'oggi. Va via ora bene sulla sinistra Fagioli, mette dentro il rasoterra sul quale si immola Caciotti che mette in calcio d'angolo. Corner battuto sul secondo palo verso Locatelli che prova la botta e il diagonale si infila in rete. Non è durato neanche un minuto il doppio vantaggio della Pisana e subito il COD si riporta a -1 al terzo minuto della ripresa. Ancora la conclusione provata in avvio. Pallone in verticale, Caciotti di testa, poi Pace alza la testa, prova a imbeccare un compagno in verticale, fa buona guardia da Astolfo. Pallone in verticale di Caciotti, Rossi in due tempi controlla e rimette in gioco verso Bongura, poi Laurato, va via bene l'11 che scarica su Caciotti, lo scambio con Cervini, ancora Laurato all'indietro verso Caciotti che lancia a lungo, Rossi la chiama e la fa sua, impresa, bravo qui il portiere del COD che poi imbecca in verticale un compagno che prova a muoversi tra le linee, poi serve Bongura, si trattava del numero 18 della squadra ospite, poi la Rosa allarga il gioco, Bongura mette dentro, ancora si combatte, Laurato riconquista la sfera e va all'indietro da Caciotti che lancia verso Esposito anticipato, poi rinviene sulla sfera Locatelli, l'autore del gol dell'1-2. Guadagna la rimessa laterale e va a batterla verso Anello.
prova a verticalizzare, ma ha già perso il pallone il COD e dunque Pisana nuovamente in possesso. Pace in verticale, Ammassari controlla, poi ricomincia da dietro, tecnicamente poco da dire al numero 8. Attenzione ora al pallone perso con il numero 18 del COD che va a commettere poi un fallo su Cervini, chiede scusa e si potrà riprendere con un calcio di punizione che è già stato battuto, possesso per la Pisana nella propria metà campo, non ha fretta nel verticalizzare la squadra ospite che ora prova a ricominciare col giro palla che vede coinvolto anche Di Bernardo, che scambia ancora con Caciotti, poi cerca un compagno sulla destra, ma il pallone è facile preda di Anello che può far ripartire i suoi da La Rosa, all'indietro da Rossi, calcia il numero 1, ci mette la testa il 18 ma nulla di fatto, ancora Anello sulla sfera. Va via bene il numero 10 che poi verticalizza e trova Bongura, spalla alla porta, riesce a girarsi il 92, torna su di lui Cervini, non c'è fallo ai danni dell'attaccante del COD secondo il direttore di gara, nonostante le proteste dei giocatori della squadra di casa. Ancora Bongura, è andato a riconquistarsi la sfera nella propria metà campo e ora va a scambiare con Mirko La Rosa che controlla e cambia gioco dall'altra parte dove c'è libero Anello che mette giù la sfera, poi prova a verticalizzare ancora Bongura in qualche modo dopo un rimpallo favorevole, prova la conclusione col mancino, diagonale lento e facile da leggere per Di Bernardo che lascia che la conclusione termini sul fondo e tra qualche secondo andrà a rimettere in gioco con le mani. Di Bernardo con le mani trova centralmente Laurato, il numero 11 fa un buon lavoro di sponda verso un compagno, poi va nuovamente a ricevere, va via ad un avversario, viene toccato duro e subisce anche un fallo, sarà calcio di punizione. Calcio di punizione in favore della Pisana quando è in corso l'8° minuto della ripresa qui alla Stella Azzurra, 2-1 per la squadra, per la formazione in maglia nera sul COD 272. 2 reti sono arrivate nel secondo tempo, una per parte, tutte e due bellissime, realizzate da Ammassari e Locatelli. Ammassari sul punto di battuta. La rincorsa di Ammassari che va col mancino, il pallone passa, Rossi risponde, poi il colpo di testa, pallone ancora dentro l'aria e sul tentativo di acrobazia di Esposito la sfera termina sul fondo. Rossi con le mani. Buono il lavoro del numero 18 che poi alza il pallone verso Bongura che fa la sponda di testa. La conclusione provata da Fagioli, poteva essere un gol meraviglioso, ma è finita ben lontana dai pali della porta difesa da Di Bernardo. La conclusione del numero 8 che non ha trovato la porta, non sicuramente la migliore delle gare finora disputate da Fagioli, che comunque ha ancora buona parte del secondo tempo per far vedere tutta la sua qualità. Ora la Pisana è nel possesso della sfera, Caciotti prova addirittura la botta, poi Cervini alza il pallone, non c'è nulla, va a riprendersi la sfera il 6 che stavolta sì, subisce fallo, sarà calcio di punizione in favore della Pisana.
Sul punto di battuta c'è Ferretti col mancino, va lui, la botta è alta sopra la traversa. Pronto alla rimessa in gioco con le mani Rossi, che va ora lungo verso Bongura, che prova a prolungare, solo maglie nere però. Allora si ricomincia da Casciotti che va a destra da Pace, verticalizza il numero 3, poi attenzione ad Esposito che prova ad andare via ad un avversario, alla meglio Esposito che mette dietro, arriva Laurato che conclude a rete, ingenuità della difesa del COD 272, terzo gol della Pisana che si porta nuovamente sul doppio vantaggio dopo 10 minuti del secondo tempo. Bongura 3-1 dunque. Bongura prova un cambio di gioco che non va a buon fine. Lungo con le mani il portiere di Bernardo, ha riconquistato la sfera però Bongura, fermato ancora da Cervini che sta facendo un ottimo lavoro sia in fase di interdizione che in quello di impostazione. Tocco all'indietro rischioso per Di Bernardo che sbaglia per un attimo, regala un calcio d'angolo, chiede scusa ma non c'è tempo perché sul punto di battuta del corner c'è già un calciatore del COD che mette il pallone sul secondo palo, ancora Di Bernardo, subisce anche una carica, sarà calcio di punizione per il fallo subito dal numero 1 che gioca ancora con un compagno nei pressi della propria area rischiando nuovamente qualcosa, il pallone viene poi allontanato, diventa preda di Anello che non riesce però ad avanzare, Cervini va a riconquistare l'ennesimo pallone della sua gara, poi Di Bernardo allontana. C'è Rossi che può fare sua la sfera, l'anticipo di Casciotti che non riesce a tenere però il pallone in gioco, sarà rimessa laterale per il COD 272, 12esimo che sta per scoccare alla Stella Azzurra. COD che deve provare a riaprire la gara, Pisana in vantaggio meritatamente finora, Anello cambia gioco verso Bongura che mette giù con la coscia con una grande giocata. Poi non riesce a tenere viva la sfera e dunque perde la possibilità nella metà campo avversaria con la Pisana che è nuovamente in possesso del pallone. Allora il tocco sbagliato questa volta da Cervini è una novità. La rimessa sarà per il COD, battuta verso Bongura che prova a girarsi spalla alla porta, Cervini glielo impedisce, poi ha alla meglio il numero 6 nuovamente e può provare a rimettere in movimento i suoi, Ferretti sulla sinistra, riesce a cavarsela e a scaricare, il pallone torna tra i piedi di Bernardo che non può prenderla con le mani, deve rimettere in gioco verso Casciotti che scambia con un compagno, guarda in avanti, alza la testa e lancia, poi l'Anello fa buona guardia impedendo che la sfera arrivi dalle parti di Ammassari. E ancora il numero 10 del COD che viene verso il centro del campo. A lui ora il compito di impostare, vede sulla sinistra e serve un compagno, pallone dentro, era andato a terra Ferretti, non ha fischiato nulla il direttore di gara. Bernardo comunque ha preso il pallone, ha bloccato il pallone al centro dell'area rimettendo in gioco la sfera. Casciotti va a lungo. Arriva ora un fischio da parte del direttore di gara che segnala come il pallone sia uscito. Abbandona il campo Bongura, dentro Manuel La Rosa. Di Bernardo. Alza la sfera. Il colpo di testa ad allungare di Cervini. Poi Esposito. Tocca ancora per un compagno che fa partire un traversone sul secondo palo. Sono in due, ma nessuno dei due riesce ad arrivarci. E ora prova a ripartire il COD che vede il cronometro
vede i minuti trascorrere, il risultato non cambiare. Ora va via bene sulla destra il numero 7, per il quale però purtroppo il campo finisce. Ci ha provato Pagliuca, che non è riuscito a far partire un traversone dopo una buona iniziativa personale. D'Astolfo gioca sulla Rosa, all'indietro verso D'Astolfo, che va da Manuel La Rosa, alza la testa e apre sulla sinistra. Anello prova a mettere dentro, non c'è nessuno però, ancora Di Bernardo può controllare. Caciotti scambia con un avversario, poi prova ancora a servire il numero 7 Pagliuca in profondità, ma l'inteso tra i due si riprende con la rimessa da fondo campo per il COD 272. Pallone perso ora con Laurato che va a riconquistarselo. Manuel La Rosa con una magia va via da un avversario, poi tocca verso il centro. C'è Locatelli che scambia con un compagno, prova la conclusione deviata e il pallone termina in rete. Il gol di Locatelli che trova la doppietta con un altro destro che termina nell'angolino basso. E 2-3 dopo 16 minuti della ripresa. Prova a riaprirle il COD. Cervini va via bene, si defila sulla destra, poi prova a toccare con il tacco per un compagno, pallone che però rimane lì, viene riconquistato da Laurato che va sul mancino, calcia, conclusione deviata, non da un avversario, sarà corner, sarà rimessa dal fondo. Va a batterla Rossi verso La Rosa, centralmente ancora Manuel La Rosa, poi un po' di confusione, il pressing della Pisana. COD con qualche difficoltà in fase di impostazione. C'è Mirko La Rosa che avanza palla al piede, tocca centralmente verso un compagno, toccato duro, sarà calcio di punizione. Batte veloce Manuel La Rosa che va a cercare Locatelli in verticale verso Bongura che manca il controllo. Non era Bongura, era bensì il numero 9 Borci che ha mancato il controllo all'interno dell'area di rigore. Poteva essere il gol del pari per il COD 272, si rimane sul 3-2 per la Pisana. Laurato va via bene, viene verso il centro del campo, poi prova a verticalizzare sul destro, ci riesce in un secondo momento, Pagliuca col tacco prova a prolungare, riconquista la sfera il COD, ancora Pagliuca a metterci lo zampino, ma la sfera termina oltre la linea di fondo campo e Rossi ha la possibilità di rimettere in gioco con le mani. Lo fa mettendo in movimento Anello sull'out di sinistra, viene verso il centro del campo il numero 10, poi vuole scambiare con Borci che non riesce a chiudere l'1-2, allora riconquista la sfera il COD con il solito Cervini che in mezzo al campo combatte con grinta, poi va a mettere in movimento Pagliuca, centralmente c'è Esposito servito ma anticipato bene da Mirko La Rosa. Riparte il COD 272 col pallone aperto, con l'apertura sulla sinistra, il tentativo di tiro, poi ancora un campanile alzato, sfera che termina in fallo laterale. Giocato verso il centro, si ricomincia col pallone allontanato, poi ancora un colpo di testa. Laurato all'indietro da Cervini che ricomincia su Ferretti, prova a metterla dentro col mancino, Ferretti allontana da Stolfo che mette in fallo laterale, ancora rimessa in attacco per la Pisana alla ricerca di un altro gol per mettere al sicuro il risultato. Ferretti riceve sulla sinistra, cerca lo spazio per un cross marcato da La Rosa, prova a girarsi. L'ultimo tocco è probabilmente il suo, non secondo il direttore di gara. Sarà calcio d'angolo in favore della Pisana. Cervini abbandona ora il terreno di gioco per far posto a un compagno. Pallone verso il centro!
e la botta sul primo palo è spuntato, arrivando prima di tutti il numero 2 Caciotti, che fa 4-2 per la Pisana quando è in corso il 20° minuto della ripresa. Si è fatta cogliere nuovamente impreparata la difesa del COD. E dunque 4-2 per la Pisana, che ora mette un'ipoteca sul risultato a pochi minuti dalla fine della gara. Ancora il tentativo di spingersi in avanti dei padroni di casa, riconquista la sfera Anello, che poi tocca su Fagioli. Fagioli prova a liberare la botta ma viene chiuso. Allora Laurato prova ad andare via, Laurato che poi trova un varco sulla destra. Il tiro di Pagliuca che non trova la porta. Rossi para e rimette in gioco, pallone lungo ancora. La blocca di Bernardo, che poi va dal numero 13 Carnevali, che ricomincia da dietro, si fa vedere sulla sinistra Ferretti, che avanza palla al piede, prova ad allargare per un avversario, l'ha fatto con un tempo in più rispetto al necessario. Riparte il COD, c'è il numero 18 sulla destra, che mette questo pallone dentro col sinistro, l'acrobazia verso il centro e Borci a pochi metri dalla porta va vicino al gol, ma aveva toccato con le mani il numero 9, allora nulla di fatto. Calcio di punizione in favore della Pisana quando sono 21 i minuti sul cronometro. Pallone dall'altra parte dove Laurato controlla bene e poi va via sulla sinistra, rientra sul destro e scarica per Carnevali, che alza la testa e tocca per Ferretti. Ancora Carnevali, sono in due a seguirlo, poi riesce a servire Laurato, viene dentro al campo Laurato e tocca per Caciotti, che prova col destro, sfera che rimane lì per un attimo, si combatte al limite dell'area, alla meglio la difesa del COD stavolta, che prova a ripartire con il numero 18 defilato sulla destra, che prova ad andare via, può far partire un traversone ora, la deviazione poi di Bernardo prova a tenere il pallone in gioco ma non ce la fa, si ripartirà con un calcio d'angolo per la squadra di casa sotto di 2 gol. Pallone dentro di Bernardo, ci mette i pugni, allontana. È ancora viva l'azione con il COD in possesso della sfera. Si chiude ora la trama offensiva del COD con Di Bernardo che controlla questo passaggio mal effettuato da un avversario e allora può rimettere in gioco con le mani prendendosi tutto il tempo necessario. Pagliuca prova a tenere questo pallone in campo, ce la fa, poi lo perde, lo va a riconquistare con tenacia, si combatte ancora con un contrasto che permette a Ferretti di scaricare il mancino. Non può nulla, o forse poteva fare qualcosa di più ma non c'è riuscito Rossi. Fatto sta che è il 5-2 della Pisana, il gol è di Ferretti che realizza la doppietta personale e ora si può dire che mette una seria ipoteca sul match a pochissimi minuti dalla fine, la squadra ospite. Carnevali, pallone sulla sinistra a cercare la corsa di Cipolloni, che però arrivava con un po' di ritardo e non è potuto arrivare su questa sfera. Recupera ancora il pallone la Pisana, Cipolloni, poi Carnevali all'indietro, lascia scorrere Caciotti che chiaramente non ha fretta ora. Pallone all'indietro, ancora Caciotti, avanza in verticale, chiuso il suo passaggio, ancora il 2 però può andare ad allontanare. C'è la possibilità per il 18 del COD che libera. Poi il fallo subito, sarà calcio di punizione per la Pisana. Battuto sulla destra, va via palla al piede un calciatore della Pisana che poi va a servire Carnevali, avanza centralmente Carnevali, prova la botta col destro,
rimpallata ma non è finita, il cross sul secondo palo ancora allontanato, c'è Borci che controlla spalla alla porta ma perde nuovamente la sfera, possibilità nuovamente per Carnevali che viene sottratto del pallone, poi buona l'iniziativa del numero 2 del COD D'Astolfo, che ha qualcosa da dire al direttore di gara ritenendo di aver subito un fallo. Non è dello stesso avviso l'arbitro che autorizza ora la ripresa del gioco per la Pisana. La rimessa laterale conquistata nuovamente dagli uomini in maglia nera, vengono concessi 2 minuti di recupero da parte del direttore di gara, dunque 2 giri d'orologio alla fine di questa sfida alla stella azzurra tra Pisana Calcio 8 e COD 272. Il pallone riconquistato ancora dal COD con Borci che prova ad andare via. Ostruzione da parte di Caciotti, sarà calcio di punizione. E arriva anche il cartellino giallo per il numero 2. È arrivato il momento di battere, conclusione sulla barriera, poi Locatelli prova a rimetterla in mezzo ma ancora rimpallato il suo tentativo. D'Astolfo, sono in 2 su di lui, prova a fare tutto da solo il numero 2, alla fine conquista un calcio di punizione, va ad alzare la sfera verso l'altro lato del campo ma viene chiuso ancora da un intervento della difesa della Pisana. Verticalizzazione ora di Locatelli che poi va a lottare con Pagliuca al centro del campo, alla peggio può andare via il numero 7, 3 contro 2, possibilità di andare ancora in rete per la Pisana, pallone sul secondo palo, Cipolloni liscia clamorosamente a pochi passi dalla porta, poteva essere il gol del 6-2, un errore che probabilmente non andrà a pesare ai fini del risultato finale. Anello combatte al centro del campo, subisce un fallo il numero 10 del COD. Pallone dall'altra parte per Borci che controlla e calcia addosso a Di Bernardo che toglie la gioia del gol al numero 9 e su questa azione si conclude la gara. La Pisana batte meritatamente il COD 272 per 5-2 e dunque si tiene stretto l'ottavo posto allungando proprio sugli avversari.